Amministrative 2014, la Marca si prepara. 58 i comuni che andranno al voto in primavera. Tra i centri più grossi c'è anche Mogliano Veneto che già scalda i motori. E c'è un nome certo nella schiera di liste civiche e partiti che si preparano a lanciare la fuga per le elezioni. È quello di Carola Arena, che ha vinto le primarie interne al PD e ora è il primo candidato sindaco della città. Noi abbiamo rivolto un appello a tutte le forze politiche che credono si debba lavorare per un'alternativa all'attuale governo della nostra città, in modo tale da trovarci il più presto possibile per la costruzione di un progetto che soprattutto affronti i problemi concreti di Mogliano. Un appello rivolto soprattutto alla lista civica Mogliano Democratica, che negli ultimi tempi si è allontanata dal PD cittadino dopo le scintille interne al centro-sinistra. Quindi non si esclude che la civica del portavoce Mario Civelli possa correre da sola. Nell'altro fronte troviamo Lega e PDL che potrebbero andare alle elezioni ancora una volta insieme. Qualche incertezza sul candidato sindaco, ma l'uscente Giovanni Azzolini non nega di mettersi in gara per tentare di raggiungere il suo secondo mandato consecutivo, il terzo nella storia di Mogliano. Certo, la legge me lo permette e dovrò valutarlo, ma guardate, potrei essere io come tanti altri dei miei assessori, dei miei collaboratori e perché no, anche un uomo esterno che improvvisamente arriva e aggancia il nostro programma e insieme con noi costruisce una nuova squadra vincente. Anche il Movimento 5 Stelle si prepara a mettere in campo un suo candidato, così come a Mogliano, una lista civica nata proprio in questi giorni che cerca di creare una coalizione di centro per porsi come alternativa all'amministrazione Azzolini. Presentiamo un nuovo nascente soggetto civico che si chiama A Mogliano, Amo Mogliano. È una lista che nascerà a Mogliano e che ha intenzione di partecipare alle prossime amministrative e che prende il piede da diverse esperienze politiche del passato per cercare di inserirsi nella competizione, ovviamente in chiave di opposizione all'attuale governo della città targato Azzolini, Lega e PDL.